Sarrizzu, ex assessore alla cultura del comune di Quartu. Insomma, due parole su questa manifestazione. Ma sicuramente è una manifestazione bellissima. Oggi si celebravano i 40 anni dell'associazione guidata da Susimonni. Io credo che è un'associazione che a Quartu ormai da tantissimi anni tramanda quelle che sono le tradizioni popolari quartesi, la cultura, la lingua, e credo che sia una di quelle associazioni che meriti rispetto e meriti di essere sicuramente aiutata da parte dell'amministrazione comunale. Noi lo abbiamo fatto negli anni passati, è un piacere oggi essere qua e condividere con loro i festeggiamenti per i 40 anni di attività. È stato premiato anche Emanuele Dessì, due parole a riguardo. Credo che Emanuele Dessì non abbia bisogno di presentazioni, scelta più azzeccata non ci poteva essere, un grande professionista che dà lustro alla nostra città, una grande stima come uomo. Con Emanuele abbiamo avuto modo anche di condividere una legislatura insieme in Consiglio Comunale, ricordo la sua onestà, la sua preparazione, credo che sia un premio veramente meritato che, ripeto, dà lustro anche perché Emanuele dà lustro alla nostra città. È rimasto sorpreso dell'assenza del sindaco nonostante fosse stato invitato? Ma non lo so, evidentemente avrà avuto altri impegni. Certo, sorprende l'assenza dell'amministrazione ad una manifestazione così importante, ma quello che sorprende ancora di più è la totale assenza di politiche per la cultura, per le tradizioni popolari, per la valorizzazione della lingua sarda da parte di questa amministrazione, che è completamente assente. Io mi auguro che presto veramente la parola venga ridata ai cittadini e si possa avere un'amministrazione che dia a Quartu quel che merita. Allora, una curiosità che non riguarda questa manifestazione. Da poco c'è stato un botta e risposta col Cagliari Calcio riguardante la possibilità di giocare a Quartu. Ci sono stati degli sviluppi o dei chiarimenti? Ma io, ripeto, ho partecipato alle riunioni col Cagliari Calcio prima della fine della scorsa legislatura, ad oggi non so quali interlocuzioni ci siano tra l'amministrazione e il Cagliari Calcio, mi sembra un'impresa molto difficile, un vero peccato perché far giocare il Cagliari a Quartu era stata una mia idea, una mia proposta durante la giunta Ruggeri, e poi è andata a finire come tutti sappiamo. Io credo che poteva andare veramente in maniera diversa e poteva diventare una risorsa importante per la città di Quartu. Allora, di Città Web la ringraziamo per il Grazie a voi gentilissimo, buona serata.